Un saluto ai nostri amici telespettatori. Oggi è ritornata a trovarci la professoressa Maria Rosaria Valente. La professoressa è docente di neurologia, infatti lavora alla clinica neurologica dell'Università di Udine o a Santa Maria della Misericordia. Buongiorno, grazie per essere ritornata. Grazie a voi per l'invito. Ecco, per parlarci di cose particolarmente interessanti, particolarmente innovative, legate al cibo. Farsi passare un mal di testa, per farsi passare un mal di testa tante volte magari forse non servono neanche tanti medicinali, se a monte si sta facendo una dieta corretta, mi corregga se sbaglio. Certo, cioè una dieta particolarmente povera di carboidrati, soprattutto di carboidrati semplici. Perché? Perché i carboidrati infiammano l'organismo, soprattutto se assunti in eccesso. Ecco, e quindi che cosa provocano nel nostro organismo? Anche uno che è cefalagico magari può evitare o può curarsi proprio mangiando in maniera sana, in maniera corretta. Certo, riducendo gli zuccheri, con un buon apporto di fibre, con un apporto proteico che però insomma deve essere normale, quindi non eccessivo, ma soprattutto utilizzando poi a scopo energetico i grassi buoni, soprattutto i grassi poliinsaturi, come per esempio l'olio extravergine di oliva, che non manca certo nelle nostre case. Questo come possiamo dirlo come condotta alimentare, ecco, di base da poter consigliare ai nostri amici. Ecco, quindi stiamo parlando della dieta chetogenica. Qualcuno no, dice, parliamo di dieta chetogenica. No, la dieta chetogenica è qualcosa di diverso. La dieta chetogenica è una dieta che mira a creare nel nostro organismo uno stato di chetosi. La chetosi è una condizione che tutti una volta almeno nella vita abbiamo sperimentato, legata per esempio al digiuno. Quando per un periodo sufficientemente lungo non assumiamo carboidrati, il glicogeno del nostro organismo si esaurisce e quindi ad un certo punto a scopo energetico l'organismo va ad intaccare i grassi di scorta. La ossidazione dei grassi produce i corpi chetonici. I corpi chetonici sono tre sostanzialmente, uno è l'acetone che noi eliminiamo con l'alito, un altro è l'acido beta idrossibutirrico che ha proprio delle azioni più mirate sul metabolismo della cellula, ma anche sul rinnovamento strutturale della cellula. Ora, la dieta chetogenica mira a creare nell'organismo una condizione di chetosi, quindi ad elevare il livello di questi corpi chetonici a scopo terapeutico, perché questi corpi chetonici sono potentemente antinfiammatori e rimanendo nell'ambito delle malattie neurologiche possono essere utilizzati dal nostro cervello e sono anche un carburante a rapida utilizzazione. Senta, che differenza c'è con, appunto, con la dieta iperproteica? Ecco, La dieta iperproteica è una dieta che diciamo, mira a assicurare un introito di proteine superiore al normale, ma non vi è alcuna ragione per cui noi introduciamo nel nostro organismo un eccesso di proteine. Le proteine devono essere giuste, sono i mattoni che ci servono per far crescere i nostri tessuti e per rinnovare i nostri tessuti. Per utilizzare questi mattoni
è necessario il carburante sotto forma di zuccheri pochi e di grassi, ma la dieta iperproteica non ha, a mio avviso, senso di essere, ecco, di esistere. Quindi lei la sconsiglia questa? Sì, io la sconsiglio, certo, io la sconsiglio, anche perché un eccesso di proteine può in un certo senso sporcare le cellule. I sistemi cellulari, che sono due essenzialmente, il mTOR e l'AMP chinasi, funzionano, il primo in condizioni di eccesso di aminoacidi, l'altro in condizioni di carenza di aminoacidi, ma il secondo soprattutto ha il grosso vantaggio di ripulire la cellula, di utilizzare i prodotti di scarto proprio a fini strutturali. È un vero e proprio spazzino ed un sistema proprio riciclatore degli scarti cellulari, quindi assolutamente non eccedere in proteine, il giusto apporto proteico. Anche se uno fa una dieta di questo genere per un breve periodo di tempo, per no, Lei sentirsi si più in riferisce alla dieta forma. chetogenica? Sì? La dieta chetogenica si consiglia di farla per un periodo di almeno 3 mesi, va fatta sotto guida di un nutrizionista o di un dietista o di un medico, non può essere una dieta fai da te ed è una dieta nella quale va calcolato il giusto apporto proteico, perché se si eccede con le proteine, parte delle proteine vengono tramutate dai nostri sistemi metabolici in zuccheri, quindi deve esserci un giusto apporto proteico, una drastica riduzione dei carboidrati, un aumento invece dei grassi a scopo energetico. Ecco, professoressa Maria Rosaria, che cosa mi racconta dell'ambulatorio che avete creato proprio in clinica neurologica? Anche qui si parla di diete, di attenzioni particolari. Sì, nell'ultimo anno, grazie anche al supporto di 2 biologhe nutrizioniste che collaborano con la nostra clinica, abbiamo avviato 2 ambulatori, cioè un ambulatorio di neuronutrizione con particolare attenzione verso 2 patologie. Una è l'emicrania, che è una condizione che affligge molte persone, soprattutto molte donne, l'altra è la sclerosi multipla. Abbiamo applicato la dieta chetogenica in circa 35 pazienti emicraniche, con grosso beneficio sia sulla riduzione mensile dei giorni di emicrania che sugli attacchi di emicrania, ma un altro vantaggio che si è raggiunto è stato quello di ridurre l'assunzione di farmaci sintomatici. Nei pazienti invece affetti da sclerosi multipla stiamo proponendo la dieta chetogenica per contrastare il sintomo della fatigue, della fatica, che è uno dei sintomi più frequenti in questa malattia e che, tra le altre cose, è difficilmente trattabile con i farmaci. I pazienti con sclerosi multipla sono seguiti in 2 contesti, uno che è uno studio, lo studio Che fatica, nel quale appunto arruoleremo, speriamo, una quarantina di pazienti che saranno seguiti appunto con dieta chetogenica. Ecco, ma avete già cominciato questo? Assolutamente sì. E quindi avete già anche alcuni risultati, almeno i primi, è troppo preliminari, presto? perché Sì. adesso in questo periodo proprio i primissimi pazienti stanno completando i primi 6 mesi di dieta e quindi abbiamo i primi risultati appunto riguardo questi pazienti. Abbiamo inoltre avviato un servizio ambulatoriale per i pazienti con sclerosi multipla anche grazie a dei fondi vinti dalla clinica,
con il premio Roche, che appunto ci sono stati dati per avviare un supporto di tipo assistenziale in questa tipologia di pazienti. Comunque dai primi segnali si nota effettivamente un miglioramento nei pazienti. Della fatica. Della fatica, quindi si sente di meno. Sì, un miglioramento non solo della fatica fisica, della stanchezza, ma Sì. anche delle performance cognitive, della lucidità mentale, che insomma questi pazienti migliorano sensibilmente, ma anche poi dell'umore. Ecco, diciamo che effettivamente la dieta chetogenica, che va fatta per carità per periodi limitati, non può essere proseguita per tutta la vita, però ha effetti su tutto l'organismo e proprio sul benessere della persona. E penso che magari questi effetti rimangano anche per un periodo di tempo, anche se uno non continua la dieta, no? Assolutamente si prolunghino nel tempo. Anche perché è un modo per educare il paziente e per fargli capire quelle cose di cui non deve eccedere poi, insomma, nella propria alimentazione. Cioè il paziente capisce che non può mangiare la pasta tutti i giorni o non può mangiare il pane o la pizza tutti i giorni, perché questo in realtà poi gli fa bene, cioè il non mangiarli gli fa bene, o comunque il non mangiarli in eccesso è un bene aggiunto per lui. Bene, siamo giunti al termine della trasmissione, non posso fare altro che ringraziare la professoressa Maria Rosaria Valente, che ricordiamo essere docente di neurologia e che lavora appunto alla clinica neurologica dell'Università di Udine. Lei tra l'altro è anche coordinatrice, mi diceva, del Sono corso di coordinatrice fisioterapia. del corso di laurea in fisioterapia, dove quest'anno tra l'altro ho insistito e voluto inserire un piccolo corso sulla nutrizione, perché secondo me chi riabilita deve sicuramente avere un occhio attento verso lo stile di vita del paziente, ma anche verso l'alimentazione del paziente. Bene, grazie per essere stata con noi, grazie ai nostri amici telespettatori e noi con la rubrica Family Salute e Benessere ci vediamo giovedì sempre alla stessa ora, arrivederci.